Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Il coprifuoco va rivisto. Ad affermarlo è stato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha chiesto di rimodulare l'orario di divieto di circolazione. Noi avevamo chiesto che dalle 22 si passasse alle 23, ha detto il governatore. Adesso penso che per favorire il turismo si debba o eliminare completamente oppure limitarlo a poche ore. È difficile, ha aggiunto, convincere un turista a fare una vacanza in Italia se deve tornare in albergo alle 10. Sulla campagna vaccinale Fontana ha poi detto che con 120.000 dosi quotidiane entro il 10 luglio la Lombardia arriverà a concludere almeno la prima vaccinazione di tutti i cittadini. Siamo pronti, ha aggiunto, ad arrivare alle 150.000 vaccinazioni al giorno e anche a superarle, dipende solo se ci saranno i vaccini oppure no. E vediamo proprio i numeri di oggi. In regione si contano 1.154 contagi su 48.952 tamponi, l'indice scende quindi ancora al 2,3%, i decessi sono stati 22, i ricoveri in terapia intensiva scendono di 22 unità, mentre quelli in altri reparti di 92. Per quanto riguarda poi le singole province, Milano si attesta a quota 313, seguita da Brescia a 128 e da Varese e Como a 125. A Lavena Ponte Tresa è andata in scena la protesta in mutande dei commercianti contro la nuova ordinanza del Ministero della Sanità sulla circolazione delle persone tra Svizzera e Italia. La decisione di consentire l'ingresso dalla frontiera soltanto a chi è stato sottoposto a tampone è vista infatti come un danno economico per gli esercenti di confine che devono continuare a fare a meno dei clienti ticinesi. Per questo hanno deciso quindi di protestare togliendosi i vestiti e ulteriori dettagli sono già disponibili su prealpina.it. E spostiamoci ora a Legnano, dove dopo un anno di stop riapre il Castello Visconteo. Tutti i dettagli nel servizio di Luca Nazzari con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Ci troviamo al Castello di Legnano che riapre dopo oltre un anno di chiusura e lo fa con 5 mostre del Festival Fotografico Europeo che resteranno aperte al pubblico fino all'11 luglio. Qui con noi c'è Claudio Argentiero, presidente dell'Archivio Fotografico Italiano, a cui chiediamo di quali mostre si tratta. Bene, grazie. Innanzitutto siamo felicissimi di ripartire con la programmazione delle mostre. Ringraziamo l'amministrazione comunale perché comunque ha creduto in questo progetto e ha sostenuto questo progetto. Allora, le mostre che in questa edizione abbiamo voluto proporre è un percorso umanistico, geografico e reportagistico. Avremo una mostra di Francesco Cito che rappresenta i punti salienti del suo lavoro, poi passiamo al lavoro di Ariane Clément, che è un'autrice franco-canadese che ci parla della bellezza della terza età. Poi passiamo al lavoro di Giorgio Bianchi sull'Ucraina, ma in particolare il Donbass, con una storia dedicata a una ragazza nella vita privata e nella danza. Poi passiamo a una sorta di antologica dedicata a Giuliana Traverso, che è un'autrice storica, fondatrice della scuola Donna Fotografo di Genova e Milano. Poi abbiamo Albertina D'Urso con un reportage interessantissimo sulla vita quotidiana del Porto Rico e poi concludiamo con un percorso dedicato a 2 paesi africani di Luca Catalano Gonzaga legate proprio al tema dell'ambiente e del depauperamento dei mari. Quindi è un bel percorso dentro la fotografia d'autore. E chiudiamo con la cronaca. Giornata di manifestazioni, quella di oggi a Varese. In Piazza Libertà e in Piazza del Podestà sono stati organizzati 2 presidi per protestare contro le azioni militari israeliane nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio poi oltre 100 persone hanno partecipato alla manifestazione in Piazza Montegrappa a sostegno del DDL Zan, il cosiddetto disegno di legge anti-omofobia, che è ancora fermo in Senato. Il presidio è stato organizzato da Arcigay Varese nell'ambito della mobilitazione nazionale e hanno preso parte anche vari movimenti cittadini, oltre alla presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti. E sempre in Piazza Montegrappa, poco dopo c'è stato anche un flash mob di circa 30 persone che con la mascherina abbassata fra canti e balli hanno protestato contro le restrizioni imposte per arginare la pandemia. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 19, una buona serata.